un'interessante iniziativa oggi da parte del Soroptimist qui presso la Cultural Fun Park di Favara. Sì, per noi è sicuramente motivo d'orgoglio, no? Poterlo fare qui in questo spazio, in quanto la Farmi rappresenta per noi uno spazio culturale di innovazione, di sostenibilità ambientale, di empowerment femminile e di diritti umani che in qualche modo sposano quelli che sono i diritti del Soroptimist, per cui avere uno spazio per l'allattamento in una realtà culturale proprio come simbolo per tutte le donne, di poter coniugare un'identità di genere con un'identità di ruolo che sia aperta e impegnata è per noi un altro punto di forza, tenuto conto che questo è il secondo Baby Pit Stop che noi andiamo a inaugurare. Ne abbiamo inaugurato uno alla Biblioteca Comunale La Rocca lo scorso 8 marzo e oggi questo. Presidente, ecco, lei si accinge al suo compimento del mandato sociale, l'occasione è buona per fare anche una sintesi delle sue molteplici e varie iniziative che ha svolto durante la sua presidenza. Sì, sicuramente l'avevo immaginato un po' diversa questa presidenza, però nonostante ciò con l'aiuto un po' di tutte le socie siamo riuscite veramente, questa è la forza delle donne, a portare avanti tantissimi progetti che non avremmo mai immaginato, per cui penso e ancora ne abbiamo in atto. Al di là di questa del Baby Pit Stop abbiamo potenziato la stanza tutta per i carabinieri, ma ancora andando indietro nel periodo proprio in piena pandemia, in piena lockdown, abbiamo provveduto a far arrivare dei presidi sanitari all'ospedale, delle mascherine, con tutto un lavoro abbastanza impegnativo, ma ancora abbiamo affrontato un'assistenza psicologica su tutto il territorio nazionale, quindi anche noi con le nostre professioniste abbiamo avuto modo quindi di poter sostenere le donne in particolare rispetto a quest'ambito. Abbiamo svolto nelle scuole un lavoro capillare anche in modalità chiaramente remota, quindi online. Abbiamo fatto diversi incontri proprio sulla prevenzione della violenza di genere, proprio promuovendo la parità di genere. Stiamo portando avanti, abbiamo già iniziato, adesso andremo a concludere un progetto sulle api che rientra nel nostro progetto del centenario, perché quest'anno Soroptimist International compie 100 anni e quindi cade certamente in un periodo, però non è mancato portare avanti questi e tanti altri ancora che in questo momento devo dire che questo spazio oggi un po' rappresenta anche una riapertura e un ricominciare, quindi che venga da qui con l'attenzione alle mamme e quindi favorire anche la natalità per noi è qualcosa di importante. Il significato di Baby Pit Stop penso che sia chiaro a tutti, è come per le gare automobilistiche il momento del recupero e diciamo di accudimento per trovare nuove energie, la macchina, in questo caso il bambino. Però per quanto ci riguarda, anche se ci appoggiamo a questo progetto UNICEF nell'ottica da una parte di pensare al meglio del bambino, ma nello specifico nostro di Club Service al femminile, anche sia per i benefici che dell'allattamento materno procura sicuramente la madre, ma innanzitutto per noi è un simbolo in quanto insieme ad altri progetti messi in atto in questo biennio cerchiamo di dare un input alle donne per poter coniugare il senso materno con l'attività lavorativa. La possibilità di scegliere, naturalmente il Baby Pit Stop vuole suggerire ad altri
il problema. Infatti per questo abbiamo scelto come sede un museo o comunque posti che vengono visitati da parecchia gente, da gente che ama la cultura, perché il problema è di welfare, è di un governo che se vuole la natalità, se vuole la famiglia, se vuole tutto questo deve migliorare in modo che la cura, e per cura intendo l'attenzione alla famiglia nel suo insieme e ai piccoli, possa avere un supporto a livello governativo. Infatti stiamo portando avanti anche un progetto di adozione di asili per superare stereotipi di genere, quindi vuole essere un simbolo più che una funzione pragmatica, vuole essere un suggerimento.